A fronte diciamo della tempistica che Simico sta cercando di mettere a terra il prima possibile, tutta la documentazione non era ancora stata diciamo vista da tutti e soprattutto ancora trasmessa, e quindi si sta aspettando che questa documentazione venga trasmessa quanto prima in maniera tale che poi ognuno possa fare le proprie valutazioni nel merito. Ancora una fumata grigia mentre il conto alla rovescia olimpico segna inesorabilmente meno 650 giorni al via dei giochi a 5 cerchi, dove si disputeranno le gare di bob, slittino e skeleton. È ancora tutto da definire. Cortina è stata rimessa in corsa dal governo con uno sprint richiesto dal ministro Salvini, che ha garantito un progetto snello, senza fronzoli e soprattutto senza aggravio di costi. Ma in gioco c'è anche Cesana, a Torino, con il suo budello all'ammoniaca da riamodernare, costruito per le Olimpiadi invernali del 2006. Alla riunione della Fondazione in agenda per le 14 di oggi, contro tutte le previsioni, non è arrivato un piano, si dica uno, né per Cortina né per Cesana, e alla fine i soci sono stati riconvocati per il prossimo 22 dicembre. Si sta aspettando che arrivi la documentazione a tutti gli interlocutori in maniera tale che si possa ognuno approfondire quelli che saranno i temi che verranno trattati nella prossima riunione del 22. Ieri il ministro Abodi, a margine della presentazione della partnership olimpica con le Ferrovie dello Stato, ha detto che una pista da qualche parte ci sarà. La valutazione sarà tecnica rispetto anche ai tempi a disposizione, che non sono infiniti. Quel che è certo è che alla Fondazione sono arrivate 4 proposte, tutte dall'estero. Austria, Germania, Svizzera e Stati Uniti hanno inviato la documentazione. Al momento la soluzione di disputare le gare di bob, slittino e skeleton oltre Alpe e oltreoceano pare l'unica plausibile. All'ombra delle tofane, Cortina continua però ad essere fiduciosa e ottimista. Stiamo lavorando assiduamente perché Cortina appunto ritorna in campo. È logico che quelle che sono le variabili sono diverse sia dal punto di vista di quello che è la progettualità che ci verrà proposta, poi dalle garanzie dei tempi e da tutto poi la considerazione che comunque su questo si dovranno esprimere le federazioni, quindi insomma è un iter ancora diciamo che pur correndo avrà ancora qualche momento diciamo di confronto, però insomma voglio rimanere ottimista.